Presidio in mattinata in piazza Cavour di circa 400 persone per chiedere lo stop alla guerra tra il popolo palestinese e quello israeliano. Nel frattempo continuano i combattimenti e aumentano le vittime anche tra i civili e una tregua appare sempre più lontana. Coronavirus, dopo l'esame della cabina di regia, tutta l'Italia in giallo tranne la Valle d'Aosta che rimane in arancione. In Veneto dati in diminuzione, scendono gli attualmente positivi di 841 unità, migliorano anche i reparti con meno 29 ricoverati in corsia e meno 9 in terapia intensiva. Nel frattempo continua la campagna vaccinale, aperte le prenotazioni per i quarantenni e finora sono state somministrate 2.246.558 dosi totali di vaccino. Che a Padova, come in altre piazze italiane, in molti si sono ritrovati per difendere il disegno di legge Zan contro l'omotransfobia bloccato ancora al Senato. Le associazioni pressano, non è più rinviabile. Inaugurata la nuova passerella sul canale Brentella e la nuova rotatoria tra via dei Colli e via Montecero. Le opere mirano a migliorare la viabilità in una zona molto frequentata. Crolla un albero dietro all'istituto selvatico e blocca il corso del Piovego, sul posto i vigili del fuoco per rimuovere l'imponente diga. Una catena umana da Palazzo Moroni fino a Piazza Garibaldi per dire no all'aumento delle spese militari, con quei soldi si potrebbero finanziare molte altre cose ben più utili. Piazza Duomo blindata, molti agenti, transenne ai varchi e telecamere dopo la rissa della scorsa settimana.